viaggio attraverso secoli di storia raccontati con immagini che di questi secoli sono stati la trasposizione in chiave pittorica. Si presenta in questo modo la collana La pittura nel Veneto, arte e cultura dalle origini al XX secolo, che la Regione del Veneto ha realizzato in coedizione con Electa, una vera e propria impresa editoriale che ha trovato nella maestosità di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta la propria prestigiosa cornice per il debutto ufficiale. Sì, lei usa il termine impresa a cui io tengo molto, non per dargli importanza, ma proprio perché dà il senso di una collaborazione multipla e di molte aperture di cultura, di gusto e così via. È proprio quello di portare l'attenzione sulle zone periferiche, non perché la pittura veneto sia periferica, ma perché normalmente si guardano solo i capolavori, si guardano solo i grandi artisti. E poi non solo i capoluoghi ma le zone meno visitate, meno frequentate e così pure gli artisti non importantissimi ma che fanno il tessuto connettivo di una civiltà. E in questo la documentazione eccezionale che siamo riusciti a noi mettere assieme dal punto di vista tecnico, i collaboratori con tutte le segnalazioni, che ho dimenticato quanti sono i collaboratori, ma io direi un paio di centinaia di collaboratori su 19 volumi e quindi una conoscenza molto frazionata, per fortuna, che porta a creare la documentazione eccezionale. Forse le teorie saranno discusse, anzi molte saranno discusse, ma la documentazione che c'è lì dentro rimane indubbiamente un patrimonio di studio successivo eccezionale. Questo è quello, me lo vedo io, sia come operatore editoriale, ma anche come storico dell'arte. Io mi occupo soprattutto di arte moderna, ma le assicuro che avere un documento è già metà del lavoro, metà della conoscenza. Un'opera editoriale di grandissima prospettiva e di ampio respiro, che cerca dunque di indagare la bellezza di un territorio che, pur nelle trasformazioni del tempo, ha sempre mantenuto una sua specifica bellezza fatta di paesaggio, arte, innovazione, industrializzazione, strettamente intrecciati in un ensemble che è l'estetica stessa del Veneto. L'Italia ha il grande vantaggio di avere delle estetiche definibili. Esiste un'estetica toscana, cioè quella dell'affresco di Lorenzetti del Buongoverno è città, mura, campagna, ordine, polvere, no? Che è veramente la Toscana, casa colonica. Esiste un'estetica veneta totale che è quella verde, leggermente brumosa, un po' equivoca, assolutamente sensuale, quella di terra, e in un qualche modo partecipativa, che è quello che troverete nella pittura dal Giorgione fino a Vedova. Un'estetica, quella veneta, molto ben rappresentata nelle espressioni artistiche della pittura raccontata nella collana edita dalla Regione. Un viaggio, quello che si snoda di volume in volume, in un territorio che ha sempre trovato nell'arte, in tutte le sue forme, da quelle architettoniche alle arti figurative, il proprio più rappresentativo biglietto da visita, da riprendere e valorizzare, secondo Philippe Daverio, anche in un'inedita chiave di rilancio economico ed imprenditoriale nel nome della competitività. Il Veneto va integralmente riprogettato, ma non perché piace a Daverio oppure un gruppo di vecchietti o di nostalgici, di romantici o di signorine inglesi, ma perché è lo strumento della competitività mondiale di domani. Cioè, se il Veneto vuole tirare veramente la mano di blu al cinese, non la tira mica più sulla competizione del prezzo del lavoro, per fortuna, perché nessuno di noi vuole più lavorare a $183 al mese. La tira solo sull'altissimo livello del prodotto, e qui ci siamo, e la tira però sull'altissima qualità del brand, e qui non ci siamo. Sono due cose diverse. La qualità del brand dipende anche dall'ambiente dove avviene, da tutta una serie di cose. Ho dei miei amici della Confindustria Veneta che mi dicono: guarda, cosa fa un contratto con un indiano, l'ho portato a Venezia, l'ha firmato subito. E certo è più facile firmare un contratto sulla terrazza di un albergo di Canal Grande che a Düsseldorf. E questa è una forza incredibile che il Veneto deve percepire come sua propria e che corrisponde anche alla sua eredità. Cioè, se avete questa massa incredibile di pittura che decorava le ville e le chiese sostanzialmente e che poi si è rovesciata sul mercato e oggi si sta ritrovando, e questa massa di creatività è di altissimo livello,
Allora recuperarne, esserne coscienti, vuol dire avere lo strumento per diventare competitivi domani mattina. Credo che sia fondamentale per poter ricostruire il passato, per poter conoscere il presente in una progettazione verso il futuro, e questo credo che un ente pubblico di dimensioni come la Regione, che ha una sua, proprio nelle sue finalità, quella di gestire e di governare i processi di governo del territorio, un'azione di questo tipo sia strategica. In effetti anche la cultura può essere uno strumento strategico per esorcizzare almeno in parte la morsa della crisi. Arte dunque come occasione preziosa per ritrovare comunque un senso nella vita di ogni giorno guidato dalla bellezza e dall'armonia delle cose, ed arte come punto di riferimento forte per chi vuole ancora credere nel futuro. Ma io credo che ci sia, direi, proprio una necessità, una fame di cultura, soprattutto in un momento in cui molte cose come questo che stiamo attraversando stanno un po' vacillando, cioè i punti di riferimento sono sempre più sfumati, e quindi credo che quando si propongono delle iniziative culturali che hanno la doppia valenza, quella di accrescere anche la conoscenza individuale e di, in un certo senso, anche creare delle occasioni di incontro e quindi di accrescimento, siano assolutamente ben colte. In questo fisiologico bisogno di armonia e di bellezza, l'arte ha ovviamente un peso specifico di enorme rilievo. Un'arte che, come nella collana La pittura nel Veneto, arte e cultura dalle origini al XX secolo, diventa patrimonio comune grazie al lavoro certosino di decine e decine di persone, attente a non disperdere quanto gli artisti di un territorio complesso e ricco come il Veneto sono stati in grado di produrre nel corso dei secoli. Un lavoro maturato in 20 anni di esperienze condivise, che ha però bisogno di essere sostenuto anche economicamente affinché l'eredità dei secoli non si disperda. Se è vero che la cultura deve essere il motore dello sviluppo del futuro, allora dalle parole ai fatti, e quindi dobbiamo far in qualche modo, non dico comprendere, ma aiutare a spiegare che la parola cultura non è un costo ma è una risorsa. Mi pare che ormai l'impresa lo comprenda, ha un senso anche per un Veneto che vogliamo del futuro, cioè quel Veneto bellissimo di qualche secolo fa, che è ancora bellissimo, ma che è un po' pagato lo sviluppo, necessario lo sviluppo, deve tornare ad essere il Veneto dello sviluppo del futuro, dove la parola paesaggio, cultura, ambiente, le nostre bellezze siano il motore e non il valore di scorta. Ma il futuro, se noi ci attendiamo così a quelli che sono anche le disponibilità che in un certo senso vengono date alla cultura dal punto di vista finanziario, non è un futuro molto roseo. Però credo che l'aspetto economico sia assolutamente importante, ma è importante anche la capacità di progettare, cioè di dare una fiducia nel futuro, una fiducia nel futuro a chi si avvicina al mondo della cultura, al mondo della produzione giovanile, della contemporaneità, e questo lo stiamo facendo in accordo con le associazioni del territorio, in accordo con gli altri enti locali del territorio, creare delle logiche, dei progetti a sistema e a rete. Proprio il concetto di sistema è stato il grande motore dell'impresa editoriale che ha portato alla definizione e alla strutturazione della collana sulla pittura nel Veneto realizzata dalla Regione in coedizione con Electa. Un sistema fatto in primo luogo di persone, studiosi, ricercatori, critici, uniti da un progetto comune e dalla consapevolezza che l'unione delle forze e delle intelligenze può veramente continuare a fare la differenza, anche quando si tratta di cercare ed ottenere sostegno da enti e da istituzioni diverse. È difficile, però se si punta in progetti di qualità, progetti non fantasiosi, non generici, quando si alza l'asticella della qualità e quando si mette oltre a questo il tema della rete, della condivisione, quando non si fa un progetto per qualcuno ma un progetto per tutti, allora credo che questo sia in qualche modo facile da traghettare. D'altra parte, cito un esempio, Rete Eventi Veneto, che fino a ieri era una somma di eventi scordinati, in qualche modo magari belli, poco noti. Da quando c'è un sistema Veneto che ha messo in rete tutto, abbiamo aumentato del 60% il numero degli eventi, abbiamo raddoppiato il numero dei nostri cittadini che vanno a fruire queste iniziative e abbiamo ridotto i costi.
continuando così, io credo che quello sia un esempio da imitare. Da soli non si va da nessuna parte. Chi pensa di avere in sé tutte le conoscenze e le competenze è fallito prima di partire. Il modello veneto dei nostri imprenditori che hanno creato questa realtà in cui oggi viviamo è un modello di gente che si parlava, che si confrontava, qualche volta copiava, qualche volta inventava, ma è un modello di condivisione. Allora noi dobbiamo recuperare questo spirito di squadra che è alla matrice del nostro modo veneto. Citava questa mattina il professor Daverio l'osteria, il bar, i momenti di confronto e incontro. Quando tu trovi modo di stare assieme alle persone, quando parli con le persone, quando ascolti le persone, cresci. Un obiettivo, quello della crescita, che nelle intenzioni dei curatori della collana sulla pittura nel Veneto non è in realtà rivolto esclusivamente agli addetti ai lavori, ma può realmente diventare un patrimonio condiviso da tutti. A rendere possibile questo ambizioso obiettivo è l'oggettiva vastità della materia indagata e raccontata, che può rendere davvero questa piccola enciclopedia pittorica uno strumento di arricchimento senza riserve. Io lo spero, anche perché l'impostazione, tornando alle caratteristiche, è proprio di non essere specialistica, non è solo la pittura, o meglio ancora, è la pittura vista dalle angolazioni che gli stanno tutto intorno. Quindi l'architettura naturalmente, la tecnica, l'organizzazione della vita, il disegno e poi in questo senso una fruizione che può essere usata secondo gli interessi del singolo, non solo. Ovviamente c'è un filo conduttore importante che è un filo di valutazione del documento, ripeto, non delle personalità ma proprio dell'oggetto in sé, il quadro, l'affresco, la pittura sul muro e così via, e questo in qualche modo deve essere accessibile a tutti e a lungo andare, come tutte le cose che funzionano in qualche modo come sistema pavloniano, a furia di vedere cose, di vederli ordinati e mescolati fra di loro, io credo è già un'interpretazione importante. Rimane su tutto il concetto di bellezza universale sottinteso all'arte in senso lato, anche se la vera chiave di volta per la sua lettura attraverso i secoli e attraverso le genti, secondo Philippe Daverio, è in realtà l'armonia. Io di bellezza non parlo mica così tanto, io parlo perché la bellezza è un parametro molto difficile, non si capisce mai se la bellezza è quella magra di Aubrey Birdsey oppure se debba essere la cellulite di Rubens, si fa fatica, non ho mai capito neanche io. Parlo di armonia. Esiste un'armonia possibile e l'armonia è in realtà il patto sociale sul quale si fonda la comunità. Cioè esisteva un'armonia delle grandi case popolari operaie nella periferia di Livorno che stimolava il patto sociale degli anni 50. Oggi è superata. Esiste un'armonia del rapporto fra vita, fabbrica, villa, paesaggio, linea d'orizzonte che diventa uno strumento di competizione, basta che diventi anche un patto sociale, cioè ad un certo punto bisogna che il Veneto si decida che il suo patto sociale è quello, molto di più per esempio del SUV delle 4 ruote motrici, che vanno bene anche loro, però sono meno importanti.